stipendio solo di mio marito non bastava. Abbiamo guardato con mio marito e mio cognato che facevano, ne avremmo tipo lo panificio, ma con tanta paura perché non avevamo soldi, non avevamo esperienza, anche se c'era mia suocera, però non è più il lavoro solo pane. Ora la gente è esigente, vuole la treccina, vuole il panino, vuole il biscotto. Eravamo un po' spaventati. Lui non conosceva noi, quindi si è buttato tipo così, o la va o la spacca. Si è fidato. Forse simpatia, forse si è fidato, non lo so. Noi lo stesso, non sapevamo se sta barca affondava o meno, quindi ci ritrovavamo a fondo con i debiti e senza lavoro. Ora diciamo che è bello pure lavorare e forse per questo siamo una famiglia. E non ci nascondiamo di dire che in mano abbiamo c'è pianto. il bruciato. È vero o no? Non ci nascondiamo di dire che abbiamo pianto. Sì, tanto. Mia figlia dormiva sopra i sacchi di farina, non lasciarla sola a casa perché io venivo qua alle 4 alle 5, quindi me la caricavo, la mettevo in macchina e lei per stare vicino a noi si coricava sopra i sacchi di farina e noi la coprivamo. È stato faticoso, molto, abbiamo pianto tanto. E oggi si ride.